Su Campoidori della Sartiglia è il capocorsa, è la massima autorità che governa la giostra. Le più antiche attestazioni della nostra manifestazione equestre parlano di mantenedores, i mantenitori che vediamo anche nelle altre giostre delle altre grandi città dell'Italia dei comuni e dell'Europa, quindi i mantenitori. E i primi mantenitori sono le autorità civiche. Stiamo parlando di eventi equestri celebrativi, occasioni straordinarie da festeggiare come? Con delle giostre, con dei tornei equestri. Il mantenitore era la massima autorità civica. Il nome Campoidori lo leghiamo a quella che è la tradizione della Sartiglia del carnevale. Ancora noi non siamo in grado di individuare esattamente da quando la Sartiglia passa a individuare, a celebrare momenti straordinari, a invece segnare il carnevale oristanese ogni anno. Una cosa è certa, tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento noi abbiamo il teatro della giostra che si sposta dalla piazza della città al percorso della cattedrale. Non sono più i mantenidores ma sono i scumpoidorisi a governare la giostra. Ma cosa fanno esattamente? In che senso sono i comandanti dell'evento? Beh, la tradizione giunge sino ai nostri giorni con questo ruolo. Il capocorsa decide in quel momento durante la giostra quali cavalieri avranno l'onore di tentare la fortuna con la spada per cogliere la stella. Quindi decide lui e solo lui, insindacabilmente, in quel momento. È un po' il sale anche della giostra, anche per i partecipanti che sono lì che aspettano, ma mi darà la spada, non me la darà, è un mio carissimo amico, magari mi farà scendere, e invece talvolta c'è anche la delusione. Quindi sono ore particolarmente vive queste della manifestazione, e lì lui e solo lui decide in quel momento chi fra tutti i partecipanti all'evento avrà questo onore. Su Campoidori è un cavaliere, è uno dei tanti cavalieri che viene scelto. Ecco il mistero, la sacralità anche del ruolo. Si parla di un semidio, è sicuramente colui che viene scelto dal gremio per rappresentare il gremio, per guidare la corsa. E questo cavaliere si trasforma in Campoidori nel momento in cui, nel rito della vestizione, indossa la maschera. Non è più il cavaliere Tizio Caio, ma è su Campoidori. Questo è un elemento che traspare anche dai documenti dei gremi. Noi non possediamo nessuna attestazione di nomi di capicorsa, perché su Campoidori era su Campoidori dei Santuanni. Era su Campoidori di San Giuseppe, non interessava se fosse questo o quel cavaliere, ma era la personificazione di quel primo cavaliere che rappresentava il gremio. A partire da quel momento quindi la sfilata, la giostra vera e propria, e quindi il ruolo dei su Campoidori che apre la manifestazione con l'incrocio di spade col suo secondo e che poi aprirà con la prima discesa alla stella. In seguito la scelta dei cavalieri a lui più vicini. Chiuderà la corsa alla stella quando deciderà, per poi essere nuovamente lui a ritentare la corsa con la lancia e quindi l'altra discesa alla stella sua e dei suoi compagni di pariglia. E ancora, altro momento fondamentale della corsa, Sarremada, la grande prova di abilità e coraggio dei su Campoidori, che saluta la folla, che benedice, ma nel senso che è ben augurante questo saluto che fa con questo doppio mazzo di viole e mammole, simbolo della primavera, simbolo della speranza, di un augurio per tutti. E tutti gli oristanesi, ma anche i non oristanesi, capiscono che in quel momento c'è un saluto per ciascuno di loro, un augurio per ciascuno di loro. E poi quella grande rullata dei tamburini che accompagna questa galoppata in cattedrale del su Campoidori riverso sulla schiena del cavallo che saluta tutta la folla. È finita la Sartiglia, è finita la corsa alla stella. Ancora una volta sarà su Campoidori a guidare il corteo alla volta della via Mazzini, del percorso delle Pariglie. Ancora una volta aprirà lui le danze, la prima discesa è la sua, a seguire qui sì tutti i cavalieri potranno cimentarsi per poi chiudere nuovamente con un'altra remada, questa volta affiancato dai suoi compagni, e chiudere definitivamente la manifestazione. Tutti i cavalieri lo accompagneranno alla svestizione e quindi ecco la risalita samesita senza mai toccare terra, e da qui Massaiedas che iniziano a scucire il cilindro, il velo, ed ecco i tre squilli di tromba che annunciano che si sta per togliere la maschera, sta per cessare su Campoidori e torna il cavaliere.